Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Per la giornata della memoria e il ricordo delle vittime di mafia, a Trapani in 50.000 in corteo con Libera, migliaia gli studenti. Il presidente Mattarella: la mafia può essere vinta, dipende da noi. La premier Meloni: combatterla sempre. Schlein presente alla manifestazione. La mafia ha paura della scuola e della cultura. Tra poco la testimonianza di Liliana Riccobene, la vedova di Giuseppe Montalto, agente di polizia assassinato da Cosa Nostra a Trapani 30 anni fa. Aveva impedito i contatti tra i boss in carcere. Lampedusa, le stragi dimenticate, recuperato il corpo di un altro migrante, il settimo vittima del naufragio del gommone partito dalla Tunisia. Solo dall'inizio dell'anno più di 200 i profughi morti nel Mediterraneo. A Palermo, dopo gli spari e gli incendi, 2 arresti allo Zen per armi e droga, 87 persone denunciate. Nel Messinese è arrestato il giovane che a dicembre aveva tentato l'assalto al commissariato di Sant'Agata di Militello dopo l'arresto del fratello. Maledetta primavera, per 9 milioni di italiani arriva la stagione delle allergie, a causarle i cambiamenti climatici, ma anche il verde poco curato delle città, Catania compresa. Grembiuli in classe, niente più obbligo, un referendum tra i bambini della Rita Borsellino a Palermo decide a maggioranza di utilizzarli solo se necessario, per non sporcarsi. La dirigente scolastica: lezione di democrazia. Calcio, obiettivo 4° posto per il Catania, che domani al Massimino sfiderà il Crotone per tentare di migliorare il piazzamento play-off. Bentrovati, tra poco i servizi da Trapani sulla giornata della memoria. Intanto andiamo a Lampedusa, recuperato nel mare davanti a Lampione il 7° cadavere dei 40 migranti dispersi dopo il naufragio di martedì. Un superstite racconta di avere lanciato l'allarme in acque italiane. Per l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è un dramma crescente. Dall'inizio dell'anno sono già 208 i morti in mare. Roberta Lunghi. Emerge dal mare un altro corpo, proprio nello specchio antistante l'isoletta di Lampione, dove già 6 dei 40 dispersi dell'ultimo naufragio erano stati ritrovati. È il migrante numero 7, che non avrà nome e del cui ritrovamento ieri sera alle 21:45 è quasi impossibile rintracciare informazioni. Sembra dimenticato il naufragio di quel gommone partito da Sfax in Tunisia e sgonfiatosi martedì a 18 chilometri dalla terra, 9 miglia, così come raccontato da un giovanissimo superstite del Camerun, che ai volontari di Mediterranean Hope, poi agli investigatori della mobile di Agrigento, ha ripetuto più volte questo numero, 18, come indicato dal suo cellulare, segno di essere in difficoltà in acque territoriali italiane da dove è partito l'allarme. In 56 su quel gommone, poi il perdersi di corpi caduti forse per le condizioni avverse del mare, il natante che si sgonfia a un passo dal sogno, solo in 10 trovati e soccorsi dalla Guardia Costiera a seguito delle ricerche con motovedette, mezzi aerei militari, anche di Frontex, che incessantemente hanno proseguito fino al ritrovamento di ieri sera. Il corpo è stato portato su molo Favarolo in un doloroso rituale e trasportato all'obitorio sull'isola di Lampedusa. È diventato un numero, eppure dietro questa ennesima morte si cela lo strazio di qualcuno per cui questa perdita è devastante. Una tragedia crescente, prevedibile, inaccettabile per l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che descrive gli ultimi dati del suo report sui migranti morti sulle rotte di tutto il mondo. Quasi 9.000 solo l'anno scorso, una cifra record mai registrata, che fa del 2024 l'anno più mortale. Da gennaio a oggi, solo nel Mediterraneo centrale, sono 208 le vittime già registrate. A Messina, nuova chiusura di una sala operatoria all'ospedale Papardo, stavolta nel reparto di chirurgia, verificata la presenza di batteri con valori considerati inaccettabili. Francesco Triolo.
Non c'è pace per il complesso operatorio dell'ospedale Papardo di Messina. Un'altra sala operatoria è stata chiusa per la presenza di batteri con valori ritenuti inaccettabili. Si tratta della sala numero 8 a chirurgia ed in questo caso il blocco dell'operatività non è stato disposto dalla magistratura, ma direttamente dal direttore sanitario dell'ospedale Paolo Cardia. Dopo l'apertura dell'inchiesta sulle morti sospette a cardiochirurgia, che è ancora in corso e nei mesi passati aveva portato alla chiusura di 2 sale operatorie riattivate solo di recente, è stato avviato un monitoraggio a tappeto di tutte le strutture e questo è il primo risultato delle ulteriori verifiche avviate dall'azienda. Sarà quindi necessario adesso procedere alla revisione dei protocolli di pulizia e sanificazione per far ritornare operativa la sala, che potrà avvenire solo dopo nuovi accertamenti. Tutto questo mentre in procura va avanti l'inchiesta sulle morti sospette del reparto di cardiochirurgia e dopo l'esclusione di una causa meccanica delle valvole impiantate, resta in piedi proprio la causale batterica, principale ipotesi che hanno formulato i magistrati per spiegare le morti dovute a gravi infezioni. Palermo, droga, armi e allacci abusivi, raffica di controlli, 2 arresti e 87 denunce allo Zen 2. Marco Gullà. Dopo le auto incendiate, i ferimenti, i colpi di pistola sparati verso le saracinesche, arriva la risposta delle forze dell'ordine allo Zen. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 2 giovani di 20 e 29 anni, accusati a vario titolo dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni. All'interno di un box in uso al più giovane dei 2 arrestati, i carabinieri hanno rivenuto 182 grammi di marijuana e 1,6 kg di hashish suddiviso in 16 panetti. Nel box del 29enne, che per eludere il controllo ha aggredito con calci e pugni i militari, sono stati invece rinvenuti e sequestrati cocaina, hashish, armi, munizioni e 28.000 euro in contanti. Inoltre i carabinieri hanno anche proceduto al ritiro cautelare di 7 fucili, una carabina, una pistola, una balestra, 120 cartucce di vario calibro, 1 chilogrammo di polvere da sparo. Una risposta concreta agli episodi di cronaca che hanno interessato lo Zen in questi ultimi giorni. Nel Messinese è arrestato un 20enne dopo un'escalation di reati, compreso l'assalto al commissariato di Sant'Agata e di Militello a dicembre, dopo l'arresto del fratello. Emanuela Corsi. Dovete morire tutti, bastardi, pezzi di, sbirri di. Aprite questa porta, aprite o la sfondo a calci. Era il 24 dicembre quando un 20enne davanti al commissariato di Sant'Agata di Militello, nel Messinese, cercava di sfondare il portone d'ingresso con calci e pugni e minacciava gli agenti che avevano arrestato il fratello per droga. Se non aprite torno con la macchina e la sfondo, vi scasso tutti, vi ammazzo tutti, vi scanno tutti, vi mangio il cuore, continuava ad urlare. Questa è solo una delle tante azioni criminose che lo hanno reso protagonista negli ultimi 2 mesi, per le quali è stato arrestato da polizia e carabinieri con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il giovane è stato individuato la prima volta grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza per il furto di uno scooter. Poi il 20enne ha incendiato un'associazione ricreativa perché pochi giorni prima non gli era stato consentito l'ingresso da parte dei titolari. Lo vediamo in queste immagini mentre cosparge di benzina la porta d'ingresso e appicca il fuoco. Qui invece lo vediamo mentre assalta un bar sala giochi di Rocca di Caprileone assieme a 2 complici, un 36enne e una ragazza di 21, per i quali è scattato l'obbligo di dimora. I 3, dopo essere entrati nel locale, hanno minacciato il titolare del bar e picchiato i clienti con schiaffi, pugni e calci, scagliandogli contro sedie e stecche da biliardo e pretendendo la somministrazione gratuita di bevande alcoliche. Per tutti l'accusa è di estorsione aggravata nei confronti del titolare. Oggi giornata della memoria in ricordo di tutte le vittime di mafia. A Trapani in 50.000 al corteo di Libera, che ha scandito i 1101 nomi delle vittime. Le parole del presidente Mattarella: vincere la mafia si può, dipende da noi. Laura Spanò. Un lungo serpentone aperto dai volti commossi di 500 famiglie di vittime innocenti della mafia, come Antonio Alibrandi. Giornata di ricordo delle vittime di mafia, tra i quali mio papà, che è stato inserito nell'elenco delle vittime. È l'unica giornata in cui le persone, diciamo fra virgolette, che non sono famose vengono ricordate, quindi per me ha un significato particolare. E poi 12.000 studenti e il coinvolgimento di oltre 100 scuole da tutta l'isola.
Assieme a loro la Chiesa, tanti vescovi presenti, le istituzioni, i sindacati, i sindaci. Sono solo alcuni dei numeri della 30ª giornata nazionale della memoria e dell'impegno che si celebra a Trapani. Si parla di 50.000 presenze, un corteo che si è snodato dal porto e fino a piazza Vittorio Emanuele, dove è iniziata la lettura dei 1101 nomi delle vittime di mafia. Sono parte della nostra memoria collettiva ed è nei loro confronti che si rinnova l'impegno a combattere le mafie. La mafia può essere vinta, dipende da noi, tanti luminosi esempi ce lo confermano. È il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui fa eco la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Combatterla sempre, combattere la mafia stando anche vicino a chi soffre la perdita di un proprio caro, come fa l'avvocato Enzo Arrando. Io sono molto emozionata di essere a Trapani, no? Trapani per me è anche la strage di Pizzonunco, Margherita, insomma tutta questa storia, un processo fatto tra donne, no? Margherita che cerca la verità, un'altra donna che collabora per far trovare la verità. Ecco, questo dà il senso. Si quetono, il dolore viene più leggero, no, però viene compreso e responsabilizzato. Un brivido poi quando inizia la recita dei nomi delle vittime e nella piazza cala il silenzio. Nicola Messina. A Trapani sono arrivati anche gli ex procuratori nazionali antimafia Pietro Grasso e Federico Cafiero De Rao. Via via c'è sempre maggiore indifferenza. Questi momenti sono momenti straordinari perché c'è una grande partecipazione al dolore di tutti coloro che hanno perso i familiari per l'azione delle mafie. Però quando si scioglie poi questo momento, ognuno se ne torna a casa, non parlo dei presenti, voglio dire che trova una società assolutamente indifferente. Di mafia bisognerebbe parlare tutti i giorni, le istituzioni dovrebbero porsi le mafie come un obiettivo da battere. Nel lungo elenco di nomi delle vittime di mafia che sono stati letti da Libera a Trapani c'è anche quello di Giuseppe Montalto, agente di polizia assassinato da Cosa Nostra nel 1995, 30 anni fa. Aveva impedito i contatti tra i boss in carcere. Il ricordo della vedova Liliana Riccobene. Ha visto il marito morire sotto i colpi dei killer di Cosa Nostra. Liliana Riccobene è la vedova dell'agente di polizia penitenziaria Giuseppe Montalto. Quel 23 dicembre 1995 era in auto con Giuseppe con la figlioletta di 10 mesi. Era incinta Liliana. A distanza di 30 anni mantenere viva la memoria di Giuseppe, ucciso per fare un regalo ai boss del 41 bis, è diventata la sua ragione di vita. Stamane Liliana era assieme alle 500 famiglie giunte da tutta Italia a Trapani per la 30ª giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie. Quest'anno cade anche il 30° dell'uccisione di mio marito, quindi c'è un'emozione. Come vedete mi sono portata Giuseppe a camminare di nuovo tra le vie della sua città che lui amava tanto, Trapani. Infatti siamo venuti qui perché lui amava questa città del vento, del mare. Sono emozionata. Però tu sei una donna forte e hai portato avanti la memoria Sì, io ci tengo, finché le mie gambe mi portano io verrò sempre. Il 21 marzo, oggi giorno della primavera, di rinascita. Speriamo che qui nel trapanese si comprenda che la mafia c'è, che è subdola comunque, anche se non ci sono più le uccisioni, le stragi, comunque è presente. E noi qui oggi vogliamo dimostrare che si può combattere tutti insieme. Le altre notizie: uomini che odiano le donne. A Paternò arrestato un 37enne che minacciava l'ex fidanzata di darle fuoco con la benzina. La violenza in presenza dei 3 figli piccoli e della madre della donna. E mentre i militari lo scortavano in caserma, l'aggressore ha afferrato un coltello da cucina mostrando l'intenzione di farsi del male, ma è stato fermato in tempo. A Gela, braccialetto elettronico a un uomo che perseguitava la sua ex compagna con messaggi di telefonate, insulti e minacce. Per lui l'accusa è anche di diffusione in rete di immagini intime della donna, il revenge porn. Con l'arrivo della primavera da oggi si risveglia la natura, ma arrivano anche le allergie. Ne soffre il 40% della popolazione. Principale imputato non la predisposizione genetica, ma il cambiamento climatico. Ecco i consigli dell'esperta.
Desira Ferlito. Per qualcuno è solo un fastidio lieve, per altri un vero e proprio ostacolo alla qualità della vita. Parliamo di allergie, un tema che soprattutto con l'avvento della primavera, iniziato ufficialmente oggi, coinvolge una buona fetta della popolazione. Parliamo del 40% della popolazione italiana. È un numero elevatissimo. È uno su 4, uno su 5 e questi numeri tra l'altro stanno aumentando in maniera vertiginosamente negli ultimi anni. E ovviamente le società scientifiche hanno cercato di darsi anche una risposta. Il cambiamento climatico, che ha allungato il periodo di fioritura e aumentato la concentrazione di pollini nell'aria, tra le cause principali, tanto che negli ultimi anni sono moltissimi i nuovi allergici. Addirittura la predisposizione genetica pare che sia un fattore che prima si pensava fosse il fattore scatenante predominante, ora è diventato invece il meno imputato. C'è chi si ritrova a dover evitare le uscite all'aria aperta proprio nei mesi in cui il clima è più piacevole e chi è costretto a ricorrere a farmaci antistaminici per alleviare i sintomi, coinvolti in modo significativo anche i bambini, 1 su 5 è affetto da asma. Poi l'asma diventa una malattia non solo invalidante, ma è una malattia che per il suo trattamento soprattutto in acuto, quindi utilizzando corticosteroidi per via sistemica, insomma in fiale o per bocca, porta poi delle altre patologie più importanti. Ma limitare i danni, secondo gli esperti, è possibile. Alcuni accorgimenti possono migliorare il tenore di vita degli allergici. Indossare la mascherina aiuta, tenere per esempio i finestrini sollevati in macchina e un altro accorgimento ancora, chiudere le porte nelle ore più calde della giornata, perché quello è il momento da mezzogiorno alle 15 in cui la concentrazione di pollini è massima. E allo sviluppo delle allergie contribuisce la vegetazione spontanea delle nostre città, verde incolto e indesiderato. Catania, per esempio, tanto per fare un nome, assomiglia a un enorme cespuglio. Tonino De Mana. Se le dico maledetta primavera, lei cosa pensa? Alla canzone o alle allergie? Ad entrambe perché comunque sono un soggetto allergico. 9 milioni di italiani alle prese con l'allergia e il verde incolto delle nostre città acuisce il problema. In centro o in periferia cambia poco, così Catania somiglia tanto ad un enorme cespuglio dove anche i marciapiedi sono off limits. Guardate lo stato d'abbandono di Viale Tirreno, siamo a Trappeto Nord, con il passaggio pedonale praticamente ostruito dalla vegetazione. Un pericolo in più per i pedoni, costretti ad utilizzare la sede stradale per proseguire il cammino. Verde indesiderato alle fermate dell'autobus e anche in piazza Aldomoro, dove si mimetizza pure un cestino. Forse anche per questo non trabocca di rifiuti. Secondo lei quanto influisce il fatto che le città non siano curate? Abbastanza, perché anche se le avessimo, d'accordo, le allergie ci sono maturate col tempo, assolutamente sì, però ovviamente adesso sono anche in crescita. Questo penso abbastanza, ci sono delle ricerche che lo dimostrano, però purtroppo. E che dire di Piazza Ortigia, sempre a Trappeto Nord, con erbacce, rovi e anche fiori che ricoprono ogni cosa. Da queste parti il rischio incendi, in vista della stagione estiva, è sempre più elevato. È una zona abbandonata dove noi da 2 anni con questi documenti abbiamo chiesto all'amministrazione centrale di intervenire. Si parla tanto di prevenzione stradale ed invece sul Viale Tirreno è pericolosissimo soprattutto per i pedoni. Perché? Perché non vengono scerbate ad 1 metro dalla careggiata le erbe che incolte crescono e non ci danno la possibilità di camminare in sicurezza. Allergie parietaria vanno a braccetto, cresce ovunque, sui muri, sui marciapiedi, per terra e in ogni angolo, per buona pace di chi convive con naso che cola, occhi che lacrimano e nei casi più gravi, con crisi asmatiche. È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore dei trasporti proclamato da diversi sindacati, fra i quali i Cobas e i Cub Trasporti. Spostarsi con i mezzi pubblici può essere un problema in tutta Italia. Bus, metro e tram sono a rischio con riduzione delle corse. Gli orari della protesta variano di città in città e ci sono comunque le fasce di garanzia nelle quali il servizio di trasporto deve essere assicurato. Ha percorso contromano parecchi chilometri sulla Messina-Palermo prima di essere fermato dalla polizia stradale all'altezza di Tremestieri. L'uomo, un 78enne, era partito dalla provincia di Ragusa per raggiungere Milano e a causa della stanchezza non si era reso conto dell'errore, errore che gli è costato caro, revoca della patente, decurtazione di 10 punti, multa salatissima e fermo a Milano
amministrativo della macchina per 3 mesi, ma soprattutto grazie alla prontezza degli agenti, si è evitato un possibile tragico scontro tra auto. Un nuovo strumento per valorizzare il patrimonio culturale di Agrigento e incentivare il turismo di durata, non quello mordi e fuggi, è l'Agrigento Culture Pass, un biglietto unico che permetterà ai visitatori di accedere a 5 luoghi simbolo della città dei templi. Davide Sardo. Un solo ticket per scoprire la storia e l'arte di Agrigento. Con 28 euro e una validità di 72 ore, i turisti potranno visitare la Valle dei Templi, il Museo Archeologico Griffo, la Cattedrale di San Gerlando, il Museo Diocesano e la Chiesa di Santa Maria de' Greci. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra il Parco Archeologico, l'Arcidiocesi di Agrigento e Coop Culture, con l'obiettivo di rendere più accessibile e attrattivo il circuito culturale cittadino. Mettiamo in relazione due parti di una città meritevole di essere visitate, meritevole di essere offerte ad un pubblico non solo della valle, ma un pubblico che possa apprezzare e ammirare le bellezze di Agrigento nella sua totalità. Gli spostamenti tra la valle e il colle di San Gerlando saranno garantiti dai minibus elettrici già in servizio. In questo progetto del biglietto combinato che mette insieme i siti del Parco Archeologico in Agrigento e i siti del percorso Arte Fede e Mudia sul colle di Agrigento permetterà al visitatore di avere una visione completa di quella che è l'offerta turistico-culturale della città di Agrigento. Un'azione strategica dunque per rendere Agrigento sempre più una destinazione turistica di qualità, capace di coniugare archeologia, arte e fede in un'unica esperienza di viaggio. A Palermo il grembiule divide i piccoli studenti. Vince a maggioranza il no all'obbligo di indossarlo sempre in classe nel referendum alla Rita Borsellino. La dirigente scolastica, lezione di democrazia. Marco Gullà. Da oggi gli alunni della Rita Borsellino di Palermo saranno liberi di non indossare più il grembiule. Nel tanto discusso referendum grembiule sì, grembiule no, ha vinto infatti il fronte del grembiule solo al bisogno. 289 voti contro i 107 per il grembiule sempre. E così in una votazione durata per 2 giorni, 530 bambini per la prima volta si sono approcciati alla loro prima votazione. Ha vinto il grembiule al bisogno con larga maggioranza, ma soprattutto ha vinto la democrazia, l'esercizio della democrazia, ha vinto la scuola come esperienza, come compiti di realtà, come possibilità di ascolto profondo dei bambini. Il percorso referendario iniziato a novembre ha trasformato la questione del grembiule in un'opportunità di apprendimento trasversale. Gli studenti hanno formato comitati, creato slogan e organizzato dibattiti. I primi giorni di febbraio, quando c'è stato un forte caldo, allora a quanto pare i bambini hanno detto agli insegnanti che avrebbero voluto togliere il grembiule mentre erano fuori in cortile durante la ricreazione e i docenti hanno detto no, c'è una regola. Allora stavano proprio lavorando al testo argomentativo, il maestro è stato così abile a dire ma se volete argomentate delle motivazioni e proponete alla preside se si può togliere il grembiule. E quindi addio grembiule, ha vinto la democrazia. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania che si prepara all'assalto del Crotone. State con noi. Calcio Catania, obiettivo 4° posto. I rossazzurri di Toscano all'assalto del Crotone per migliorare il piazzamento play-off e confermare i recenti progressi. Tonino De Mana. Dopo la vittoria nel derby contro il Messina, il Catania va all'assalto del Crotone per allungare la miniserie positiva e cercare di migliorare la posizione di classifica in vista dei play-off, tenendo presente che un'eventuale ed auspicata vittoria contro i calabresi avvicinerebbe gli etnei al 4° posto, a quel punto distante solo una lunghezza. Vincere aiuta a vincere, lo sa bene mister Toscano che alla luce delle ultime convincenti prestazioni potrebbe confermare l'11 schierato contro il Messina con Lunetta nella posizione di trequartista. Insomma,
Roma. Squadra che vince non si tocca per tradizione e per necessità, visto che bisogna fare conti con le prolungate assenze di Inglese e Guglielmotti. Ultimi allenamenti di rifinitura che forniranno ulteriori indicazioni al tecnico, che confida anche sul calore del Massimino, un alleato da ritrovare in vista del rush finale. E l'apporto dei tifosi sarà importante per domare il Crotone, reduce dalla vittoria sulla capolista Cerignola, che di fatto ha riaperto il discorso promozione a vantaggio dell'Avellino. Mezzogiorno domenicale di fuoco al Massimino per una sfida dal sapore play-off, da giocare a viso aperto e con una degna cornice di pubblico. 32 DASPO da 2 a 5 anni sono stati emessi dal questore di Ragusa a carico di altrettanti tifosi, 12 della squadra locale, 20 di quella del Milazzo. Tutti avevano inscenato comportamenti violenti in occasione dell'incontro di calcio Vittoria-Milazzo, valevole per il campionato di Serie D, il 24 novembre dell'anno scorso. Noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.